che sta puzza va avanti da più di un mese e mezzo, nonostante le lamentele che abbiamo fatto, vedo che non si risolve niente. Ma la sera peggiora. Speriamo che fanno veramente qualcosa e non solo chiacchiere. Dobbiamo chiudere tutto. Io ho dovuto chiudere tutto. Siamo rimasti chiusi in casa, serrati. L'odore resta forte all'altezza del civico 10 di via Rosmini a Mogliano. Da quando la vecchia abitazione è stata abbattuta nel 2019, il problema si ripropone ciclicamente, come nelle ultime settimane. Le esalazioni all'epoca si erano sprigionate dal terreno sottostante al fabbricato demolito. Le prime indagini avevano confermato la presenza di inquinanti come alifatici clorurati e idrocarburi in quantità superiore ai limiti di legge, probabilmente scarti industriali degli anni 50. È un terreno privato, la Regione ha fatto la sua parte con un finanziamento di oltre 700.000 euro, c'è tutto un meccanismo di valutazione dei rischi, di valutazione degli inquinanti che ha dei tempi purtroppo un po' lunghi e mi rendo conto che sono lunghi, ma le analisi devono essere fatte in maniera corretta. Il giorno 18 e 19 c'è già non l'ordinanza, ma diciamo la chiusura della strada per permettere ai camion di transitare e il trasporto di tutto il materiale inquinato si concluderà entro quei 2 giorni. Dal canto suo in queste ore l'opposizione chiede di più, ovvero un'ordinanza urgente da parte del sindaco con tempi certi. L'esasperazione è tanta e c'è chi, dicono, accusa malesseri, nausea e mal di gola. Nei prossimi giorni presenteremo un'interpellanza urgente in Consiglio Comunale per verificare insieme cosa è andato storto e come mai i lavori che dovevano durare 2 giorni stanno durando più di un mese, a discapito, lo ripetiamo, della salute di chi vive in quest'area. Risponde indirettamente lo stesso vice sindaco. Le analisi fatte dall'USL ci dicono che non c'è un pericolo per la salute, c'è un disagio e questo non bisogna dire che non c'è un disagio. Noi stiamo cercando di fare in modo che tutti i tempi siano rispettati. Un'ordinanza fatta in questo momento allungherebbe i tempi